dopo 26 sedute, dopo 3 mesi che siamo in aula, io sto applicando il regolamento perché l'economia dei lavori avvenga in termini che siano perlomeno veneti, ma soprattutto di buon senso. Quindi io ho permesso di parlare per tantissime ore. Quando ho visto che la discussione si è incagliata e da 3 settimane io devo continuamente richiamare alla questione chi si occupa appunto di parlare in aula degli emendamenti, ho capito che non c'è via d'uscita e nessuno vuole arrivare a votare qualcosa, specialmente appunto chi sta presentando emendamenti a raffica. Quindi ho utilizzato una norma del regolamento che mi permette di sbloccare i lavori dell'Aula e di permettere all'Assemblea di votare, perché qualcuno vuole impedire al Consiglio regionale del Veneto di votare e di decidere su una questione importante come quella della sanità. Ho avuto anche il supporto degli uffici, quindi non da una parte politica ma da una parte tecnica, che ha valutato che quello che sto facendo è assolutamente nelle mie competenze e nelle mie possibilità. Le accuse di antidemocraticità che ho avuto appunto sia sulla stampa sia ieri in aula mi fanno sorridere da chi ha utilizzato il canguro per modificare la Costituzione. Qui stiamo cambiando una norma per la legge sanitaria del Veneto, qualcuno ha modificato la Costituzione utilizzando norme che appunto limitano l'attività delle opposizioni.